Direttore, nessun timore allora per il dimensionamento del presidio di Vittorio Veneto? Mi pare che con questa conferenza stampa, dove abbiamo presentato una grande professionalità che è quella del dottor Di Stefano, neurochirurgo di Treviso, il quale verrà dalla prossima settimana e inizierà il primo intervento di neurochirurgia sulla colonna vertebrale, sia un segno importante che nessuno vuole dismettere niente, ma anzi potenziare questo territorio che è un territorio di confine. Il reparto quando diventerà operativo? Diventerà operativo da martedì 14, inizieranno i primi 2 interventi e quindi poi continueremo nel tempo e in futuro porteremo un'altra alta specialità per dare un significato della presenza importante in questo territorio, soprattutto nell'ospedale di Vittorio Veneto. E l'alta provincia di Treviso guarda anche al Friuli? Noi guardiamo con attenzione il Friuli, anche perché in quest'area avevamo delle fughe importanti, stiamo rientrando rispetto a questo, anzi una mano la allunghiamo al Friuli perché avremo degli specialisti bravi, bravissimi, e quindi siamo disponibili ad accettare anche gli utenti del Friuli.